Giuseppe Silvetti fa difensore dell'Atletico Uri, fa sempre piacere tornare a Gavoi, naturalmente non per perdere, giusto? Purtroppo sì, però sappiamo che questo qua è un campo ostico. Ho giocato 4 anni e sapevo benissimo che la partita non era semplice. Purtroppo sono state delle situazioni di gioco dove ci hanno punito, non dico arbitrali, ma peccato di inesperienza. Avevamo un giovane in porta che è stato molto bravo e purtroppo è capitato un tiro da fuori aria da Partizan di Newkerchi e un gol fortuito, però posso fare i complimenti al Taloro che ha trovato la salvezza purtroppo contro di noi. Ecco Giuseppe, al di là degli errori individuali, a noi ha dato la sensazione che davanti magari facevate il possesso a palla, però non riuscivate a finalizzare e poi vi mancata anche forse un po' di cattiveria per uscire vittoriosi dai Maristiani. Purtroppo essendo un campo terra battuta e non voglio assolutamente utilizzarla come scusante, La palla rimbalza in maniera diversa. Esatto, avendo gli attaccanti molto tecnici purtroppo è stata la nostra sfortuna. Esatto, abbiamo peccato non di presunzione, ma non siamo riusciti a centrare la porta più che altro. Abbiamo dato il massimo, sono state 2 occasioni, qui se il Taloro va in vantaggio è molto difficile recuperare una partita. Ecco, comunque resta lo straordinario campionato che state disputando, un paese che praticamente fino a pochi anni fa era sconosciuto nella mappa regionale, essere secondi in eccellenza, insomma, la dice lunga sulla straordinaria stagione. È una delle società, insieme al Taloro, l'Atletico Uri, del campionato massimo regionale, l'eccellenza, perché al giorno d'oggi sappiamo che è anche difficile trovare società sane che stanno e supportano il giocatore, vengono agli allenamenti, stanno a bordo campo e sanno qualsiasi tipo di problema da parte di un giocatore, quindi è un onore aver giocato contro il Taloro Gavoi e giocare nell'Atletico Uri. Ecco, pensiamo già allo scontro diretto con Santiadoro, anche se avrete un'altra gara contro il Ghilarza. Come dovete preparare la gara col Santiadoro? Quali sono le minacce principali? Prima di tutto c'è il Ghilarza, giochiamo in casa nostra domenica, sarà un'altra battaglia, ma in casa il risultato deve essere solamente uno, la vittoria. Poi c'è lo scontro diretto con Santiadoro, adesso pensiamo al Ghilarza. Certo. Benissimo Giuseppe, ti ringraziamo comunque, complimenti a te e all'Atletico Uri per quello che state facendo nel campionato di eccellenza, in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi il lupo, grazie mille.